Cari amici di Sicilia Magazine, siamo al Centro Catanese di Medicina e Chirurgia, un vero e proprio polo d'eccellenza nel territorio etneo, una struttura privata ma convenzionata e quindi aperta a tutti. Siamo qui perché è stato implementato il reparto di nefrologia e di emodialisi che andiamo adesso a scoprire. È una casa di cura accreditata con il sistema sanitario di 192 posti letto. Il centro catanese abbraccia le patologie più comuni del territorio con una particolare predilezione, oltre all'area chirurgica, anche all'area medica. Nell'area medica ci stiamo occupando principalmente della nefrologia e stiamo incentivando la nostra equip di sanitari. Il centro catanese di medicina e chirurgia ha una peculiarità. Oltre ad avere un ambulatorio di emodialisi per pazienti dializzati, ha anche un reparto di nefrologia, quindi il paziente può essere assistito sia a livello ambulatoriale che di ricovero. Diciamo che il nostro reparto complessivamente è dotato di 8 unità di degenza per la nefrologia e 12 unità posti letto per l'emodialisi. La possibilità di avere in un'unica struttura sia la degenza sia l'emodialisi è una garanzia per i pazienti nefropatici cronici. I pazienti nefropatici cronici sono diventati sempre, aumentando l'età media della popolazione, sempre più prevalenti, per cui abbiamo un 10% della popolazione anziana in età adulta che ha una patologia cronica renale. Da questo punto di vista noi offriamo la diagnostica delle nefropatie e la terapia, affiancando il nostro lavoro a quello dei cardiologi, quello dei diabetologi e quello dei medici internisti che ci aiutano da questo punto di vista. Il centro catanese di medicina e chirurgia può gestire il paziente nefropatico nella sua interezza, nel suo intero iter di gestione di livelli di assistenza, sia dalla diagnosi che all'intera terapia. Terapia in regime di acuzie durante il ricovero, anche durante il periodo ambulatoriale, quindi il periodo in cui il paziente ha una sua gestione ordinaria. C'è la possibilità di assistere il paziente andando a eseguire esami di secondo livello, come dicevo, anche in diagnostica per immagini, in cardiologia, Doppler e quant'altro possa servire al paziente. Il paziente che si rivolge al centro catanese di medicina e chirurgia è un paziente che ha la certezza di essere gestito a 360 gradi in ogni occasione, in ogni momento della sua patologia, in ogni momento del suo iter diagnostico-terapeutico. Il centro catanese di medicina e chirurgia, come possiamo vedere dai loghi che ci sono alle mie spalle, è un'azienda che collabora, che ha una interazione con il poliambulatorio Hospital 7, dove si eseguono prestazioni ambulatoriali, visite ambulatoriali per le aree mediche e chirurgiche, ed è anche dotato di una sala operatoria dove possono essere eseguiti interventi chirurgici. Il poliambulatorio Hospital 7 è un ambulatorio di ultima realizzazione, con attrezzature totalmente rinnovate, in regime totalmente privatistico. Quindi il paziente che si rivolge alla nostra grande famiglia è un paziente che ha sia l'opportunità di essere gestito nella sua fase di acuzie, quindi di maggior intensità di cure in reparto, ma è anche un paziente che poi non viene abbandonato al territorio, ma che possiamo continuare a gestire anche a livello ambulatoriale in ogni sua sfaccettatura. Per finire, nei loghi che abbiamo alle mie spalle c'è anche l'Albero della Salute, che è una casa di riposo dotate di 24 posti letto, dove il paziente geriatrico continua a trovare nella nostra famiglia un momento di accoglienza per continuare a essere gestito dai nostri sanitari sempre disponibili e all'avanguardia.